Buonasera architetto, allora diamo il buonasera ai nostri microfoni all'architetto Giulio Quadri di Vicenza. Grazie. Un sovversivo. Lei è un sovversivo? È un ribelle. Non va mica tanto bene che lei faccia queste cose. Perché fa sempre casino? Fa casino lei. Bisogna essere ribelli se vogliamo lasciare. Ma guardi che lei mette sotto scacco, cioè lei crea problemi, ci sono un sacco di persone che devono controllarla, anche di vicino a lei. Cioè, questo non va mica bene questa cosa. Sì, è così. Allora Giulio, cos'è successo con questa antenna? Dai, dici cos'è successo con questa antenna che mi hai chiamato. Una bellissima notizia. Abbiamo chiuso il conto, quindi grazie a una signora dalla buonissima, gentilissima, diciamo, Rosa Maria di Trento, siamo riusciti a chiudere i 600 euro che mancavano. Quindi, grazie a Rosa Maria allora. Grazie a Rosa Maria. Che bello, bellissimo nome, Rosa Maria. Mia figlia ha un nome, anche lei si chiama Maria. Rosa Maria, bello però come nome, molto bello. Bellissimo, sì. È contento quindi, siete contenti allora di sta cosa? Sì, siamo veramente contentissimi, infatti volevamo diciamo che cosa servivano, cosa è successo, spieghiamolo ai quelli che ci stanno ascoltando. Hanno deciso di punto in bianco di mettere questa grossa antenna 5G sopra questa bellissima collina di Soligo, mi pare, Pieve di Soligo. No, di Sovizzo. Sovizzo, scusa, Sovizzo. A Vicenza. Sovizzo. Ecco, sopra questa collina, questa grandissima antenna mostruosa, no? Quanti metri? Sì. Altissima, a 25 metri. 25 metri, una mostruosità, rovinando tutta la skyline, tutto questo, insomma, e quindi la gente si è sollevata, ha fatto un primo ricorso al TAR, Tribunale amministrativo regionale, è stata lì, non ha preso ragione, è andata al Consiglio di Stato secondo grado amministrativo e qui adesso aveva sostenuto delle spese, non ce la faceva pagare tutto, è stato fatto un appello per aiutare su queste spese che erano quasi tutte pagate da questo gruppo comitato di persone. Alla fine però una parte è stata data dai cittadini, quali con questa signora. Sì. E anche a molti altri, insomma, che grazie alla comunicazione su Radiogramma 5 hanno potuto donare qualcosa e quindi siamo riusciti poi a chiudere il conto. Ottimo. È veramente un ringraziamento a tutti quanti, ecco e anche a voi. Siete stati aiutati voi Magnagatti. Sì, dai, siete sempre aiutati da noi polentoni, voi Magnagatti, noi vi aiutiamo sempre. Alla fine cosa vuoi? Le fazioni sono state inventate proprio per le fazioni, ci sono architetto le fazioni. Secondo lei invece collaborare, dobbiamo imparare dalla natura. La natura collabora in tutto, no? Ma ce ne sono di cattivetti, ce ne sono di cattivotti nella natura, che sembrano dei conigli, però alla fine sono dei ratti. In natura ci sono ancora degli animali primordiali che sono ancora indietro e che quindi sono ancora predatori, no? Animali primordiali. Se ci ma perché secondo lei, scusi architetto, ma perché ci sono secondo lei questi animali primordiali? Cosa hanno di così di deforme? Allora è chiaro che nel mondo c'è un'evoluzione, no? Non si sono evoluti quelli lì, vero? No, non si sono evoluti ancora, ma probabilmente potranno fare un salto evolutivo anche loro. Ma quando cazzo nasce un parallelo comunque, sai, perché gli animali predatori, chiaramente che non hanno cattiva intenzione, perché lo fanno esclusivamente per sopravvivere, no? Però purtroppo il sistema che oggi ci mette a scacco prende ispirazione proprio da questi animali predatori, perché alla fine loro cos'è che fanno? Cercano di predare in tutti i modi il più debole, quello che cerca di... Sì, voglio dirti, però ascolti, adesso onestamente, mi ascolti architetto, però il predatore ha una sua logica, ammazza solo perché lui è fatto per fare quella roba lì, e non fa violenza, e non fa masochismo, non fa niente, cioè non è, hai capito? No, ma certo, quella è una sua diciamo predisposizione primordiale. Non fa niente di più. No, certo, però questi personaggi qui hanno preso di riferimento questo tipo di vita competitiva e diciamo distruttiva per soggiogare
la popolazione, no? Quindi alla fine... Ma scusi, adesso onestamente, cos'è che soggiogano? Non soggiogano niente questa gente qua. Questi creano solo dei problemi a se stessi e agli altri, però cos'è che soggiogano? Vogliono che siamo schiavi. Ma schiavi di cosa? Cosa vuoi che schiavi? Allora, onestamente, le due forze che sono state individuate fin dalla sapienza, diciamo, fin dalle origini del mondo, le due grandi forze sono la verità, la forza di questo Dio, e che è poi che pervade tutto l'universo, no? E il denaro, cioè quindi è la materialità, no? Ma la materialità dell'uomo, cioè, si rende conto, cioè, quanto limitata è cioè una è enormemente più potente dell'altra, cioè la forza di Dio, la forza della verità è enormemente, anche perché quando tu, come dice lei, tieni schiavo, poi dentro emerge dalla coscienza degli individui, perché nasce da dentro questa forza, no? della verità, e quindi gli travolge continuamente, no? Loro fanno armi, bombe, uccidono, fanno paura, perché usano sostanzialmente usano la paura o no, mi sbaglio? Certo, usano la paura, come succede nel mondo animalesco, no? Però diciamo che effettivamente questo non vuol dire che vinceranno o che siano superiori, anzi questo è un atto di debolezza, non è, alla fine, perché chi usa la forza chiaramente non è sicuramente il soggetto forte, secondo me. Diciamo che diventiamo molto più forti se cominciamo a lavorare, a far crescere il nostro spirito interiore, la nostra anima, a far rievolvere, diciamo così, la parte spirituale che è in noi, e cominciare a pensare che ce la possiamo fare, ecco, perché come diceva Giordano Bruno, non è la materia che genera il pensiero, ma il pensiero che genera la materia, no? Questa è un'intuizione da paura, questa qui è un'intuizione che oggi è stata confermata dalla fisica quantistica e che trova riscontro nel mondo universale. Per farla capire, addirittura è stato studiato come la gemma di un albero comincia a prendere forma, e si è visto, grazie a una strumentazione particolare che legge le forze elettromagnetiche, che prima c'è l'informazione elettromagnetica, dopodiché nasce la forma. Quindi questa proprio è una forza che noi abbiamo interiore, che ci è stata spenta, che ci fa capire che invece non abbiamo limiti, che è quello che diceva Giordano Bruno, no? Noi in realtà, se potessimo stare tutti uniti e avessimo un atteggiamento, diciamo, e un obiettivo che vogliamo veramente, siamo in grado di raggiungerlo senza problemi. Ecco. Quindi questa è, diciamo, la prospettiva positiva che possiamo avere oggi nel 2026, facendo leva su studi fatti da personaggi grandiosi per il tempo in cui hanno... no, ma adesso posso dire una cosa, permette, architetto? Sì. Allora, Giordano Bruno nel 1583-84 era in Inghilterra, alla corte d'Inghilterra, e lui aveva scritto questi 6 dialoghi, uno dei quali in latino, che si intitolava Di Universo et Infiniti Mondi, in cui lui diceva, guardate, dice che ha ragione, no? Copernico, no? Rispetto a Tolomeo, dicendo che cioè, non è solo una questione matematica, cioè, calza di più il concetto che il Sole è al centro, no? Di questo nostro sistema, no? E poi diceva, guardate che quelle stelle là, no? Quando vedete in cielo, sono altri soli che hanno intorno altri satelliti come la Terra, dove c'è altra vita, no? E questi dicono, ma non è vero, non si vedono qua. Ma dice, non li vedete perché sono opachi. Ci hanno messo 400 anni con la strumentazione a capire, no? E soprattutto il fatto che lui diceva, guardate che non siete i più fighi, non siete i più belli, noi guardate che c'è altra vita, e non siete i più intelligenti, no? E quindi si sono accorti poi, mi pare, da un bel po' che c'è anche dell'acqua fuori dal sistema solare, no? Quindi c'è vita, no? E quindi se c'è l'acqua c'è la vita. Allora questo è il ragionamento, no? Ma quello che mi chiedo io è questo, lei forse mi può dare una risposta, architetto, su questa cosa, ma secondo lei come faceva sta gente a vedere così lontano? Ma sì, sicuramente, guarda, io dopo aver studiato Giordano Bruno, Tesla, insomma, e poi anche i Bohr, eccetera, insomma,
per quanto riguarda la fisica quantistica, ho capito che questi personaggi, ma poi tutti i grandi geni, Leonardo, Michelangelo, eccetera, in realtà avevano dentro di loro la connessione con l'universo. Cioè, questo sembra una favola, ma in realtà tutti quanti hanno parlato, per esempio Tesla parlava del suo cervello come un ricevitore, no? Quindi in realtà tutto c'è, la conoscenza, tutto quello che l'uomo, di cui ha bisogno l'uomo per scoprire cose nuove, eccetera, avvengono perché c'è una coscienza universale. E in effetti tutto quanto ciò che noi produciamo è energia, è vibrazione. Questa vibrazione non è che muore, cioè, anche perché c'è, come sai, il principio della termodinamica su cui nulla si crea e nulla si distrugge, no? Quindi essendo che noi produciamo comunque dei campi elettromagnetici, delle frequenze, queste non è che vanno a morire, ci saranno per sempre nell'universo e continueranno a alimentare un processo conoscitivo, informativo, a cui tutta l'umanità, se è aperta e ben disposta a ricevere queste informazioni, potrà attingere. Quindi personaggi di quel tipo semplicemente sapevano leggere la natura, sapevano prendere ispirazione dall'universo, capisci? Cioè, è una cosa pazzesca questa, solo che siccome c'è stata spenta la ghiandola pineale, perché ci hanno provato in tutti i modi, noi sai che la nostra connessione, la nostra anima si connette all'universo grazie a questa ghiandola pineale. La ghiandola pineale è stata calcificata in tutti i modi, per esempio quando è stato introdotto il fluoro nel dentifricio, no? Operazione che è stata fatta ancora durante la guerra per cercare di spegnere il popolo, perché se tu spegni quell'aspetto fortissimo che è l'atto spirituale, tu cominci a tappare le ali a un soggetto che è veramente potentissimo, no? E purtroppo noi oggi non abbiamo... Lei è un complottista praticamente. Ma sono un complottista e anche un ribelle, diciamo. Lei sta complottando qua, sì. Cosa? Sì, siamo complottisti perché leggiamo la storia. Ma allora guarda, posso dire... siamo complottologi. Complottologi, siamo... Ecco, perché chi legge il complotto non è complottista, no? Quindi... Vabbè, allora quello che volevo dire io è questo, no? C'è questo aneddoto, questa storiella che gira, che Socrate, no? Questo filosofo, no? Lui era in questa battaglia che c'era, no? C'era un giorno, c'era stata questa lotta, no? In questa città, no? Tra la Lega, quella di Sparta e di Atene. Lui era stato anche un mezzo eroe, ed era stato, l'avevano visto stare fermo per un giorno e una notte, forse immobile, no? Aveva un problema e non riusciva a risolverlo, era immobile, no? Sembrava in trance, no? Sì. Sembrava in trance. E leggevamo questa cosa, no? Con i miei studenti, eccetera. Allora, ma perché, dice prof, ma il ragionamento è semplice, no? Cioè, adesso onestamente, no? E se tu ti metti, no, stacchi da tutta quella, da tutto questo rumore di fondo, no, dentro e fuori di noi, ti stacchi macchina, sì. all'inizio ti rendi conto che la mente è come una impazzita, no? Salta di qua e di là, non sembra non capire niente, poi alla fine, dopo un po', dopo più sedute di questa cosa, vedi che la mente si calma. Certo. E si solleva come un drone, no? Sopra, no? I problemi, sopra le difficoltà, le amarezze, eccetera, e riesce a analizzarle, no? E riesce a vederle, no? Allora io credo che sia proprio questo il punto, no? Quello di guardare dentro di noi, no? Allora è per tutti. Non è che ci sono dei casi. No, è per tutti. È per tutti. Naturalmente, come diceva Pitagora, un altro filosofo fuori, anche quello strano di testa, eccetera, cioè se tu riesci, ad esempio lui non mangiava carne perché diceva, quando tu mangi la carne ti porti un po', no, del dolore dell'anima di questo animale che hanno ucciso, della sofferenza, e quindi questo grido, no? Ecco, esatto. E dice, e quindi il problema secondo me è, oltre che quello di tenere il corpo puro, eccetera, anche l'anima, se tu la lasci, lei trova le soluzioni ai problemi. Ed è, credo che sia questo il problema che hanno i potenti. Hanno paura
che gli scappi scappi anche qualche cellula impazzita che inizia a far casino. Devi pensare che hanno bruciato vivo Giordano Bruno, quindi l'avevano già capito. Ma in realtà lo sai che cosa dicevano di Bruno? Dicevano che era una spia anche lui, no? Ah, certo. Lui dicevano che era una spia, però io dico, se era una spia lo ammazzavano subito, non lo torturavano così. Quella lì è stato per dare l'esempio, no? Dare l'esempio che lui nessuno doveva trovare, capito, far pensare il popolo facendo bypassando il potere della Chiesa. O no? Sì. Comunque, sì, sicuramente. Comunque, guarda, tornando un attimo al discorso di quello che siamo, a maggior ragione, cioè tutti questi, prima parlavamo dell'antenna, no? E questi fenomeni elettromagnetici che ci bombardano creano proprio un ulteriore blocco alla nostra anima, alla nostra potenzialità di esprimersi, di collegarci a livello universale, proprio perché va a interagire con la vita, no? Questi diciamo onde che vanno, diciamo, contro la vita creano dei problemi. Devi pensare che, per esempio, anche prima dicevo della gemma dell'albero, ma addirittura un embrione, il bambino che nasce, no? Il primo input all'interno della donna, diciamo che è un segnale, un'informazione, una vibrazione anche lì, e dopo dalla vibrazione prende forma, diciamo, l'essere, che è una cosa bellissima questa. E tra l'altro io adesso, a me viene da ridere a pensare a certi personaggi che ci ascoltano, ma che due deficienti questi qua, ma che cazzo dicono? In realtà lo sanno che si ha ragione, però la cosa che a me interessa chiederle è proprio questa, no? Quindi lei cosa ne pensa della famiglia nel bosco? La famiglia del bosco è un esempio diciamo da seguire. Perché lasci stare quello, ma perché ce l'hanno tanto con questa famiglia nel bosco? Perché sono persone libere, persone forti, e queste persone possono rappresentare un esempio che non piace al sistema. Il sistema vuole tutti incasellati dentro a delle casette, preferibilmente in affitto e non di proprietà, e quindi va contro il sistema attualmente in atto. Ma lei ha mai notato, ad esempio, nella storia, no? Nella storia dell'uomo, il potere ci ha sempre diviso dalla terra? Certo, ha mai notato che dalla natura, ad esempio nel Medioevo i feudatari non permettevano che la gente si avvicinasse alla terra, solo gli schiavi, i servi della gleba, ok? Oppure ad esempio, un'altra cosa, quando i conquistatori spagnoli, portoghesi, eccetera eccetera, sono andati nelle Americhe, la prima cosa sono andati col dio antropomorfo, cioè con la forma che ha forma dell'uomo, e dicendo che ad esempio che Dio non era il Dio della natura, che Dio non era nella natura, non era, come diceva Giordano Bruno era un panteista, no? I primi filosofi presocratici parlavano di ilozoismo, cioè del principio vivificante della natura, cioè questo Dio. Allora ci hanno sempre diviso dalla natura, perché? Perché la natura ci dà il cibo, ci dà l'acqua, ci dà il respiro e ci dà la libertà, ecco. Certo. Sì, ma guarda, se pensiamo a tutto quanto è successo negli anni 60, tutte le colline nel Vicentino, ma penso che ciò sia successo anche in tutto il Veneto e in tanti altri luoghi d'Italia, sono stati abbandonati con l'illusione di andare nelle città per vivere, diciamo, e come hanno fatto con la televisione, con la propaganda, e con la televisione, esatto. Le persone sono state messe in difficoltà perché chiaramente non era semplice coltivare in quel tempo. Non era quello il problema, era che gli vendevano la lavatrice, gli vendevano la televisione, la lavastoviglie, la 500, e avevano richiedevano un metodo di pagamento molto più cadenzato che il sistema di raccolto della terra non dava, perché quando hai la raccolta, e quindi erano obbligati, diventavano i schiavi, i servi della gleba, i nuovi servi della gleba che andavano a lavorare all'Alfa Romeo.
È vero. Ha capito? Sì. Sono strappati dalla terra e portati dentro. Quindi tutta sta gente sotto ricatto, tutti questi burattini che dicono ma io ho questo, no, ma io voglio fare. In realtà siamo tutti soggiogati da questo sistema e quindi il problema di questa gente, no, della famiglia del Bosco è che loro possono vivere senza la tecnologia e possono vivere anche con meno denaro e con meno fossili perché il problema vero di questa società la vera crisi sarà la crisi dei fossili. Quando non ci sarà più il petrolio, finito il petrolio, finita la festa. O no? Cosa dice? Certo, sì. Diciamo che ci sono tanti modi per vivere chiaramente in modo sostenibile, in modo serio intendo, perché la pagliacciata del green che attualmente il sistema propina è proprio una propaganda per giustificare tante azioni sociali, come sappiamo. Però effettivamente è anche bello. Ma allora, aspetti, le dico, da consigliere comunale nel mio territorio, in provincia di Rovigo, ok, io vedo dove stanno facendo migliaia e migliaia di ettari di agrofotovoltaico, cioè stanno coprendo la terra di specchi perché non produca più, stanno facendo impianti a biomasse, a biometano che non sono autosufficienti perché non sono comunque sostenute dalle nostre bollette, i cosiddetti certificati verdi che paghiamo all'interno delle nostre bollette. È un sistema per il controllo del cibo e dopo anche dell'acqua dolce che speculano. Perché? Perché una volta che saranno finiti i fossili, il controllo saranno sempre del cibo. Quindi semi ibridi e quindi OGM. Ma io dico, ha capito il ragionamento, architetto? Questa follia di questo potere di questa gente che alla fine muoiono come tutti noi, sono mortali. Loro vogliono straniarsi dalla terra proprio per questo, perché diventi dipendente in tutto e per tutto, e invece la famiglia del Bosco voleva il contrario ed è un esempio da seguire. Chi ha la terra continua a coltivarla, anzi e non venda sicuramente mai la terra, perché è un bene prezioso. Ecco, quello che voglio dire è proprio questo, no? Quindi vogliamo dirlo ai signori che si sentono potenti, eccetera. Signori, morirete anche voi, certo, anzi, loro sicuramente non hanno un'anima. Ma sai cosa dicevano Socrate? Dice che quelli che fanno il male alla fine muoiono disperati. Vabbè, insomma, dai. Allora, noi dobbiamo comunque sempre parlare di alimentazione, io e lei, quindi se vuole chiamarmi anche la settimana prossima ne parliamo. Noi intanto siamo contenti che sia andata a buon fine questa cosa dell'antenna, che ci sia stata un'anima buona, un'anima candida che abbia sostenuto la vostra battaglia e questa signora mi diceva che era dovuto venire da Trento? No, Rosa Maria di Trento, sì, che ha fatto. Ma dov'è? Rosa Maria è di Trento? Sì, è di Trento. Ecco, diciamolo ai signori Magnagatti di Vicenza che sono pieni di soldi fino agli occhi, che hanno dovuto partire dei trentini, 33 trentini hanno dovuto venire. Diciamolo, signori, guardate. Cosa vuoi? Comunque questa è stata una bellissima esperienza dove ha vinto la collaborazione. È stato bello anche che tantissime persone anche da fuori hanno dato il loro contributo, quindi io penso che questo sia il futuro che vogliamo noi. Ecco, tra l'altro solo, se non un secondo solo, sai che sto anche lavorando su cercare di unire le associazioni che si sono create dopo la pandemenza per cercare di creare veramente un coordinamento. Quindi magari in futuro ne parliamo, perché anche qui sto cercando di unire il più possibile queste associazioni per creare un mondo alternativo, insomma, ecco, stia attento alle vedette nipponiche. Stia attento alle vedette nipponiche, sai chi erano le vedette nipponiche, no? Quelli che si mettevano sopra la collina a guardare. Va bene, architetto, noi la ringraziamo e la salutiamo, tanti auguri, ci faccia sapere. Grazie. Ci faccia sapere. Grazie finite a tutti e buona serata. Grazie. A lei.